Quando l'autunno cede le sue porte al freddo dell'inverno, le nostre lagune diventano teatro di scontri titanici tra stormi di fenicotteri da una parte e squadroni d'attacco aereo di oche selvatiche dall'altra. In questo tripudio di colori e suoni, la natura esplode elevando il proprio bisogno di un mondo meno antropizzato. E in questo scenario già di per sé epico, la Gudo Terror, forte del successo della prima uscita di stagione a caccia di cefalopodi, ritorna in acqua sfoderando le sue armi migliori. I tataki sono esche nate apposta per la pesca al calamaro. Farli saltellare sul fondo attira sempre un pubblico curioso, che siano piccoli pesciolini o grandi predatori, ma alle volte, pescando nella più totale incomprensione di quello che succede là sotto, scambiamo sicuramente tocche di ben altre prede per mangiate di calamaro o seppia, e non è facile distinguere in quel caos un calamaro strafottente da una gallinella indemoniata. La gallinella, un pesce pazzesco, uno fra i più strani che popolano il nostro Adriatico, con quelle zampette sotto il muso e quelle splendide pinne che sembrano davvero le ali di un angelo. Ma e se vi dicessi che non è la cattura più strana che abbiamo fatto pescando in questo modo? Cosa hai preso, Capitano Sitz? Tutto meno che i calamari. Ma stavamo andando a Aging, a calamari e seppia, abbiamo preso questa. Ma che giornata è? Guarda. Ah. Ma se parliamo di stranezze, senza cercare troppo lontano dal nostro target, la seppia comune o seppia officinalis ha un buon curriculum vitae. Prima di tutto è un mollusco e come tutti i molluschi ha la sua conchiglia, solo che si trova all'interno del suo corpo e del famoso osso di seppia chiamato volgarmente, per non parlare poi della sua livrea, così perfettamente mimetica e plasmabile in base all'ambiente in cui si trova, tanto che Rambo le farebbe un baffo. E il suo spruzzo nero? Vogliamo parlarne? Un paio di giorni e ritorniamo in pesca nella speranza di ripetere l'esperienza di qualche giorno prima. La giornata sembra promettere bene, caliamo i nostri tataki sul fondo in uno dei nostri punti e ricominciamo con la giostra. Li facciamo saltellare e di nuovo, neanche arrivati sullo spot, ecco che un bel calamaro inizia ad attaccare svogliatamente la nostra esca, però con molto distacco, e se ne va via, ma ritorna quasi subito. Squadra di nuovo i nostri tataki, non sembra molto convinto e di nuovo se ne va con una pernacchia. Però il nostro capitano non perdona e poco dopo ne aggancia uno. Anche stavolta il primo della giornata è toccato a lui. E mai che pagasse da bere per questo, mannaggia. Primo. Bene. Insomma, siamo arrivati sul punto. Segnava bel movimento e sì. Difatti appena calato ho preso. Istantaneo. Bene. Guarda che bel. Adesso facciamo che schizza. Ma anche no. Che schizza. No. E poi il nulla. Passano le ore e non vediamo l'ombra di una mangiata e così sconsolati decidiamo di cambiare tattica. Inutile continuare con qualcosa che tanto non funziona. Via i tataki e montiamo una classica totanara da 2,5 e via a raschiare il fondo con ignoranza. Da qui in poi un tripudio di seppie ci accompagnerà per il resto della pescata. Sempiolina. Sempiolina. Speriamo di riuscire a vederla perché sono abbastanza lontano con l'esca. Dai. Su che ce la fai.
Si potrebbe erroneamente pensare che la tecnica per catturare i calamari e le seppie sia la stessa, ma non è così. Condividono lo stesso habitat, in parte lo stesso menù, schizzano nero inchiostro entrambi, ma le similitudini finiscono lì. È vero, alle volte andando a seppie prendiamo qualche calamaro, o andando a calamari prendiamo qualche seppia, ma non è sempre così scontato. E noi perché non prendiamo niente? Perché hai cambiato montatura? Sì. Tu hai tolto i tettacchi e stai pescando ad edging classico. Esatto, con un piombino da 30 grammi. Veramente? Sì. Ma io sto pescando con 120. Ma io sto lanciando, no? Io lancio in fuori, tu vuoi pescare sotto la barca. E così. Aiuto. Tolto il terminale con gli oppai, montiamo il classico Yamashita arancione del 3 con un piombo terminale di 30 grammi circa. Lo scopo è quello di scendere sul fondo e rimanerci a contatto il più possibile per ingannare qualche seppia. Seppia. Ce l'ho! Adesso mi farò schizzare di nuovo per la gioia di voi telespettatori. No. Eccola. Questa è incazzata, eh? Aspetta. La lasciamo spurgare un attimino, così ve la facciamo vedere. Mai fidarsi delle seppie. Sono molluschi infidi e vendicativi ed è quando abbassi la guardia che loro colpiscono. Insomma, di nuovo? Sì. Dato a colazione, se no sembra sempre la stessa scena. Sì, ma basta però prendere tu, basta prendere. Io? Ho appena iniziato. Ma mamma mia. Le seppie sono come dei gavettoni caricati a palla. Basta veramente poco. Anche questa bella ciccia adesso spruzza. Bastano un movimento brusco o una pressione poco delicata sul loro viscido corpo e subito quel gavettone ci scoppierà tra le mani. Sì, mettila via perché questa qua è incazzata nera. Penso un'altra seppia. Questa me la sono proprio chiamata, devo dire. Sì, eccola qua. Aspetta. Spruzzolina. Che sei? Ma no. Mi hai spruzzato di nuovo. Ma fai release con tutto tu? Ed era piccolina questa veramente mi piangeva il cuore trattenerla, dai. Emozione. Stai continuando a prendere le seppie? Sì, solo che è sempre un'angoscia perché io lancio molto lontano e non so mai se riesco a portarle. Questa deve essere piccolina, proprio, non sento, non oppone resistenza. Ed è proprio lì che il pescatore medio sbaglia. Si lascia intenerire da una povera, piccola seppiolina indifesa. Ma ricordate, non fidatevi mai, perché quelle più piccole sono quelle più infami. Quando meno ve lo aspettate, vi faranno letteralmente neri. Guarda, una seppia! Una seppia. Sai che adesso questo qua farà lo schizzo supremo. Aspetta. E tu puoi prendere tutte le precauzioni del caso. Puoi maneggiarla fuori dalla barca. Puoi aprire già il gavone al secchio dove metterla. Ma lei aspetterà sempre il momento più opportuno per attuare la propria personale e ibrida vendetta. Meno male che era solo acqua. Tu credi? Sei nero? No. Eccoci qua. Bisogna toglierlo subito il nero perché sennò Attacca troppo. Sì, attacca bro. Sono come le gomme da masticare che si Mamma attaccano al mia. lavoro del dentista. Peggio. Peggio.
Senti, ma è una strage oggi, ma mi lasci pescare in pace, porca miseria! Filma! Lasciami pescare in pace, non ce la faccio più, sei solo che prendi, guarda lì! Ma chi sei? Oplala! Tadam! Che bello! Che bello, quando si prende è bello, eh? Mamma santa! Quando si prende è bello. Che cosa stai facendo, capitano? La leggenda narra che Raccontami, se rimane un pezzettino di seppia sul cestello non mangiano più, a meno che non sia una seppia femmina, ma noi da pescatori della domenica quali siamo non sappiamo riconoscerle, è molto difficile. Ma soprattutto Quindi noi femmine, tanto siamo sposati, quindi non ci interessano. No, esatto. Ecco. Questa è stata un po' sciocchina. Aveva mangiato, si è staccata, ho lasciato andare e si è riattaccata. Ma è bella ciccetta, eh? Allora, aspetta, facciamo così, vedete che non avevo scambiato. Dai. Che la lasciamo. La lasciamo spruzzare fuori barca. E niente, oggi è decisamente la giornata della seppia. Non abbiamo neanche pensato di riprovare a calamari. Stiamo prendendo una seppia dietro l'altra e ci stiamo divertendo come pazzi tra uno schizzo e l'altro. Che bella! Sì, questa sì. Vai. Questa è da rettino. Oh, che bella pancia. Guarda che pancia! Bellone. Poncio. Le dimensioni tra l'altro cominciano a salire con esemplari che arrivano tranquillamente al mezzo chilo. Sul mezzo che siamo, vicini. Seppie come questa ti fanno dimenticare velocemente i calamari e questo spot sta pagando come nessun altro. Sembra che tutte le seppie del Golfo siano in questo punto. C'ho la voliga, va, lì. Che bella. Bella. Guarda, fermo. Aiuto. Aiuto. Ecco, il rettino in realtà non lo usiamo per la seppia, per il suo peso, perché la canna non ce la fa o per la montatura troppo leggera. È proprio perché vogliamo evitare di sporcare troppo la barca, perché le ultime volte, povero Capitan Sitch, abbiamo fatto la barca nera e non è stata proprio una bella cosa. Comunque, vai, dai, eccola qua. Andiamo avanti. Aprile non abbiamo preso neanche una seppia. E adesso siamo a Calamari e prendiamo le seppie e siamo in pieno inverno. Che ci volete fare? Così. Le stagioni cambiano, le abitudini dei pesci anche. Ormai qua non si capisce più niente. Comunque, eccola qua. Sulla faccia. Così. Sì, c'hai le manine nere. Ok, Un dai, po'. adesso forse Che l'abbiamo schifo. capito. Schifo. Troppo tardi, sicuramente, ma meglio tardi che mai. Il nero di seppia è infimo, pulirlo è un supplizio e passeranno anni, ma quella macchia rimarrà ancora lì a guardarti come una perpetua munizione divina. Comunque, per contenere il danno è importante lavare subito quanto più possibile con l'acqua, perché appena l'inchiostro si asciugherà diventerà più difficile rimuoverlo. Ma alle volte ci sono sporchi che non si possono lavare. Nere macchie sul proprio curriculum, onte subite che non si possono dimenticare. E parliamo proprio di quelle figure, amici, quelle che fai quando ci credi veramente. Ma troppo però. Sembra proprio una bella seppiolina. Che vita triste. Cavolo. Che vita triste. Buono in brodo? Che vita triste. Ma io ci sono rimasto tanto male. E tirava. Sono dei granchietti molto piccoli. Guarda che vita che c'è su questo piatto. In brodo? Brodo, subito. Questo non faccio che c'è lì. Che cavolo. E meno male che il capitano c'è. E poco dopo ci pensa lui a recuperare l'onore e l'autostima della Gudo Terror. Oh, guarda che sul calar del sole. Wow, calamaro finalmente. Ma sei sicuro? Carino anche, sì. Ma sei sicuro? Sì, guardalo. Sei sicuro che non è una carino. Ho visto seppione? le pompate anche me. La fase di guadinatura è sempre delicata e vi consigliamo caldamente un retino con manico lungo. Perché? Ricordate, vero, la prima regola dei cefalopodi? Esatto.
Siamo gli alieni, va là, era destino. Bon, però è stata una scena bellissima, sai, Sitch. Guarda che bel colore che ha adesso. Sì, finalmente un calamaro Sì. è uscito. È stata dura, È dura, Però guarda che bei colori che ha, Sì. veramente. Ha un Non ci rosso speravamo. veramente Sì, acceso. bello. Poi con il sole, così con questo sole. bello. Proprio bello. Bravo Sitch, ma l'ha mangiata però, ho sentito una bella tocca. Sì. Sì, non sì, era sì, la sì. seppiolina che si è appoggiata No, no, cicciona e proprio sentito grassa. L'ha mangiata. L'ha Bello. mangiata. Bello, bello, bello. Anche questa avventura è finita, amici, e non ci resta che rientrare salutando ancora una volta il nostro mare, un mare capriccioso, benevolo qualche volta e avaro molte altre. Mentre un pallido sole sta scomparendo, i suoi ultimi raggi ci regalano un roseo tramonto invernale che ci accompagna durante il rientro, regalandoci un ultimo attimo di poesia e magnificenza, lasciandoci attoniti ad ammirare uno spettacolo che ci vede fortunati protagonisti di una natura che ancora riesce a meravigliarci. Essere pescatori è anche questo, godere di questi regali che ristorano l'anima, perché finché sapremo ancora emozionarci per queste piccole cose, sapremo di essere ancora esseri viventi e pulsanti. Siamo pescatori, siamo crudeli assassini per gli ignoranti, ma questa è la nostra vita e se la vuoi capire, devi venire a pesca con noi. È un duro lavoro. Ma qualcuno lo deve fare. Come ogni volta. Un bel po' di nero di seppia. Oh! Ma Sitch, ma dovevamo tenerlo per gli spaghetti! Sì.